Grazie dell'invito. Io poi in quest'aula ho tendenza a parlare di Kafka, per cui la prima cosa che, o almeno quella da cui io comincio sempre quando si parla di Kafka, è parlare un po' di modernismo, perché si è teso per molto tempo a collocare Kafka al di fuori di qualsiasi corrente, di qualsiasi epoca, di qualsiasi influsso, di qualsiasi, diciamo, circolo, eccetera. Poi piano piano si è cominciato a ricollocarlo dentro a contesti, diciamo, noti e conosciuti, e non c'è dubbio che Kafka oggi appare come uno dei grandi scrittori del modernismo europeo, probabilmente per certi aspetti è anche il più rappresentativo, se non altro perché non è collegabile a nessuna opera mastodontica come gli altri due o tre grandissimi modernisti, Joyce ovviamente, Proust non meno ovviamente, e un po' meno ovviamente, ma secondo me in maniera chiara e ben definita, anche Thomas Mann. Kafka notoriamente non ha scritto nessuno Zauberberg, non ha scritto nessuna ricerca del tempo perduto, non ha scritto nessun Ulisse, ma diciamo, tutta la sua opera complessivamente rappresenta nella maniera più evidente, sintetica e anche direi efficace ciò che il modernismo letterario è stato in tutte le sue declinazioni, fino a quelle avanguardistiche come dice una definizione abbastanza in voga, rappresenterebbero, diciamo così, la versione oltranzista del modernismo. Eh, per capire questo bisogna un attimo intendersi sul concetto di modernismo. Il modernismo, a mio avviso, è caratterizzato dall'inizio alla fine da uno sforzo unitario. E questo sforzo unitario lo si può definire la ricerca di una forma. Perché la ricerca di una forma? Perché è un problema, quello della forma, che in precedenza ha già naturalmente occupato generazioni di scrittori e a volte li ha perseguitati. Quindi ricordate ad esempio cosa significa per l'Ottocento la ricerca dello stile, e in questo caso come dire, l'esempio paradigmatico è quello di Flaubert. Ma la questione dello stile appare all'inizio del Novecento come una sorta di equivoco. Naturalmente è chiaramente, molto decisamente il grande tema della letteratura, affinché la letteratura sia riconoscibile. Però il problema è che questa forma, per quanto levigata, per quanto studiata e per quanto esatta come quella flaubertiana, non contiene più la realtà. E è stato detto anche questo, i modernisti sembrano scrivere non per rappresentare la realtà, ma proprio perché la realtà non si può rappresentare. Eh, Forma. Allora, che cos'è la forma dei modernisti? È qualcosa che, se volete, somiglia un po' al problema che avevano gli scrittori settecenteschi, che sono dei grandi inventori di forme, i quali però non hanno il problema di inventarle, perché diciamo, hanno comunque come riferimento un orizzonte da superare, che è l'orizzonte riattivato dal neoclassicismo, è l'orizzonte di una arte che va rapidamente ridefinendosi, però non ha ancora, diciamo così, quel carattere avventuroso, esplorativo, non ha il problema di riconoscersi come arte, perché la questione è questa: dopo il realismo e il naturalismo, il modernismo ha la difficoltà di riconoscersi come arte se non entra in competizione con la realtà, se non si sforza di rappresentare la realtà. E allora il problema della forma, già ampiamente messo al centro dell'estetica di tutte le poetiche moderne, è il problema della forma, comincia a diventare il problema della forma più il problema della realtà, cioè come la forma può parlare della realtà senza rappresentare la realtà. È un gioco complicato. In questo gioco complicato Kafka si trova benissimo, a differenza di quasi tutti i suoi contemporanei. Diciamo così, è fondamentale per Kafka poter constatare la non compatibilità della realtà con l'arte. Questo è il punto di partenza. Se c'è un'alterità così decisa, allora è bene cavalcare questa alterità. E per questa ragione voi non troverete
in Kafka lo sforzo joysiano di rappresentare, diciamo così, come qualcuno ha detto, come con un microfono nella scatola cranica, tutti i pensieri di un Bloom. Troverete dei monologhi interiori, ma altamente formalizzati e stilizzati. Non troverete il tentativo prustiano di contenere dentro una forma l'incontenibile, che è poi, diciamo, la rarefazione della vita. Troverete semplicemente la rappresentazione artistica di qualcosa che reale non è e che per un vero e proprio sortileggio letterario in realtà funziona meglio come rappresentazione di tutto ciò che ci affligge in questo mondo che non le rappresentazioni realistiche e naturalistiche che l'avevano preceduto. Quindi ricerca della forma significa in questo senso cercare di risolvere in una operazione di formalizzazione la dicotomia fra arte e realtà. E in questo Kafka raffina strumenti così essenziali da permettergli di esprimere tutto ciò che vuole in pochissime righe. Questo lo sappiamo. Faccio un esempio molto semplice. Quando Kafka scrive 1922, tenta degli inizi per dei racconti, fa due inizi. Il secondo recita: noi scaviamo il pozzo di Babele, e voi vi rendete conto che con due parole ha capovolto l'intera rappresentazione occidentale, non solo, di ciò che Babele costituisce per noi. Babele non si trova in alto, che si vada in alto o in basso, dice Kafka a Max Brod in una lettera, è la stessa cosa. Non si trova in alto, ma si scava in basso, e se scavi in basso trovi esattamente le stesse cose che trovi al di fuori, al di sopra della realtà. Quindi letteratura e vita, letteratura e realtà, letteratura e tradizione, letteratura e tutto ciò che è noto sono due mondi diversi, contrapposti e non riducibili a un'unità. Ora, perché è così essenziale per il modernismo e per Kafka all'interno del contesto modernista questo problema della forma e della forma come alterità del reale? Perché se la forma si autonomizza fino al punto da consentire di fatto qualsiasi libertà sperimentale, viene o rischia di venir meno anche la questione fondamentale di ciò che è arte, cioè se arte è esperimento libero, cosa ci permetterà di riconoscerla come tale? Cosa ci permette di riconoscere l'arte in quanto arte? E allora il modernismo, a differenza di quello che si pensa, non è puro sperimentalismo, non è libertà di cercarsi le forme che si desiderano, non è libertà di avventurarsi per percorsi inediti, è sempre nostalgia di una forma che salvi almeno le apparenze dell'arte in un contesto in cui ciò che è arte non è più riconoscibile. Spero di essere chiaro dicendo questo. Cioè, se arte e realtà sono due dimensioni alternative e se fino a poco prima invece l'efficace rappresentazione della realtà nella dimensione dell'arte è l'arte, il modernismo si trova ad aver paura di perdere l'oggetto arte insieme alla realtà. Chiaro? Quindi, quando Kafka fa la sua scelta radicale di contrapporre la narrazione, di contrapporre l'esperimento narrativo, di contrapporre la letteratura alla realtà, lo fa nella consapevolezza di correre il rischio di perdere insieme alla realtà l'oggetto arte, ma lo fa in nome dell'abbandono più radicale pensabile di quei pregiudizi che sono stati per molto tempo decisivi in relazione al rapporto arte-realtà e che il modernismo in verità non riesce ad abbandonare fino in fondo.
il problema del modernismo è sempre quello di riconoscersi in qualcosa che è venuto prima. Si può narrare nei modi più vari possibili, ma bisogna avere dei padri. Pensate a casi estremi come quello di Céline. Céline parla male di tutti, contemporanei e artisti del passato, e si va a ritrovare però il suo modello in Villon, che è morto 500 anni prima di lui, è vissuto, è morto 500 anni prima di lui. Lo fa perché comunque il modernismo ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa che sia riconoscibilmente artistico. Allora, cerco di mettere ordine in queste cose che vi ho detto. Il modernismo coltiva l'alterità di letteratura e realtà. In questo senso va alla ricerca di una forma. Questa forma può essere la più libera possibile, ma nella maggior parte dei casi questa forma implica il problema di riconoscersi comunque come fatto artistico, come fatto estetico, come fatto letterario. Per fare questo, il modernismo vive una contraddizione, una scissione interna per cui la forma è libera, ma allo stesso tempo ha bisogno di ancoraggi riconoscibili a dei modelli artistici. Nel caso di Kafka, ed è per questo che per molto tempo è stato considerato un fenomeno solitario e erratico, questa necessità non è così visibile, ma soprattutto l'esperimento narrativo kafkiano è di natura tale da voler scientemente ignorare qualsiasi rapporto con il reale e anche, nei limiti del possibile, con la tradizione. Dunque, modelli ce ne sono, ma tutto si concentra in una dimensione che approfondisce lo scavo fra realtà e letteratura, approfondisce lo scavo fra tradizione e novità, approfondisce lo scavo fra passato e modernità, approfondisce, come nel caso citato diciamo, dell'incipit aforistico Noi scaviamo il pozzo di Babele, scava in ogni modo possibile eh, la distanza fra il noto e il non noto. Ora, sapete tutti che Kafka proprio per questo passa per autore particolarmente difficile. Eh, non è la difficoltà la cifra rappresentativa della scrittura kafkiana, è invece un'altra dimensione che appartiene anch'essa al modernismo, ma che in Kafka diventa radicale. Questa dimensione è la dimensione critica. Perché la scrittura kafkiana è uno spazio sperimentale in cui tutto viene osservato criticamente a partire da una logica che è di particolare difficoltà, perché diciamo, è controintuitiva, la quale però poi cerca per approssimazioni, per mutamenti successivi, di trovare la sua forma fra le pieghe di un linguaggio che insomma appare come tale del tutto inadeguato a ospitarla. Quindi, torno al solito esempio, noi scaviamo il pozzo di Babele è una frase che fino alla soluzione finale scorre tranquillamente. Noi scaviamo il pozzo è una frase ordinaria. Se aggiungi di Babele, quel di Babele è precisamente l'elemento linguistico che fa saltare la costruzione nota. E diciamo così introduce l'elemento critico perché costringe a pensare in che modo Babele possa essere rappresentata come un pozzo invece che come una torre. Questa lotta del contenuto con il linguaggio e quindi questa lotta per la forma, Kafka l'ha definita una volta un assalto al confine. Se la concepite in questi termini, l'opera di Kafka appare qualcosa che veramente contiene tutto il modernismo letterario, o almeno contiene tutto lo spirito della sua ricerca. Mm, e però questa ricerca è fatta di pochissimi risultati compiuti, che corrispondono grosso modo ai circa 250-300 pagine di racconti che Kafka pubblicò in vita, a molti esperimenti, alcuni grandi, come essenzialmente i tre romanzi Il disperso, Il processo e Il castello,
questi si possono probabilmente aggiungere anche gli aforismi di Zurau, che è un grosso complesso. Se volete potete aggiungerci la lettera al padre, che è un complesso di dimensioni analoghe, e poi però un'incredibile quantità di frammenti, incipit, tentativi, anche lettere e anche punti diaristici, i quali in nessun modo possono essere distinti da quella che, in quanto pubblicata, dobbiamo considerare l'opera approvata da Kafka, la sua opera compiuta. Ora, questo significa per prima cosa dire che bisogna considerare tutto quello che Kafka ha scritto, tutti i suoi frammenti, tutto ciò che ha in qualche modo messo su carta, comprese le lettere, non soltanto le famosissime lettere a Felice Bauer, ma anche le lettere all'amico Max Brod, eccetera, eccetera, anche come documenti letterari. È difficilissimo ed è un'impresa improba, a mio avviso, diciamo, pone dei problemi quasi insormontabili, distinguere in ciò che Kafka racconta di sé, ciò che è vero, ciò che ha qualche contenuto di aderenza alla realtà e quello che è invece elaborazione letteraria. Esemplarmente nella lettera al padre, in cui c'è un personaggio che si chiama Franz Kafka, che parla del padre Hermann Kafka, ma non parla in realtà né di Franz Kafka né di Hermann Kafka, ma di due figure che sono due figure di un vero e proprio romanzo, cioè il romanzo della sfida di un figlio al padre. Eh, Tutto questo, dicevo, mostra che insieme all'elemento di approfondimento dello scavo della distanza fra realtà e fatto letterario, insieme all'elemento critico, è essenziale per la letteratura kafkiana uno sperimentalismo che assume forme frammentarie e che assume forme anche difficili da decrittare. Questa difficoltà è diventata quasi l'emblema di Kafka. Kafka è un autore incomprensibile. Per molto tempo, o almeno così lo si è ritenuto, per molto tempo lo si è ritenuto un autore dell'assurdo, per molto tempo lo si è associato a personaggi di tutt'altra natura dal punto di vista letterario, da Ionesco a Beckett a quello che volete voi. In realtà Kafka, e questo l'ha scritto Milan Kundera in maniera assolutamente chiara, considero Kundera molto più di Walter Benjamin, molto più di Elias Canetti, il più grande lettore di Kafka. Kafka si capisce soltanto se lo si prende per quello che dice. Faccio un esempio semplice, la Metamorfosi. La Metamorfosi è stata interpretata metaforicamente, allegoricamente, infinite volte. È un po' difficile prendere alla lettera un racconto in cui appare fin dall'inizio un insettone gigante e non meglio definito, che poi in realtà è un essere umano e quindi ragiona come un essere umano, ma esteriormente è un insetto. Eppure, se provate a leggere la Metamorfosi per quello che racconta, voi avete la vita di un insetto che si interseca alla vita di esseri umani e quindi produce precisamente su una scala molto grande e perciò poco visibile uno di quegli ibridi kafkiani che permettono di diciamo, avere di fronte a sé creature che sono e possono essere solo ed esclusivamente letterarie. Quando dico che Kafka approfondisce nella maniera più radicale possibile la distanza fra letteratura e realtà, è perché per lui la letteratura è eminentemente maschera, cioè è eminentemente creazione o rappresentazione su carta di qualcosa che in nessun modo potrà esistere nella realtà e che tuttavia, proprio perché non può esistere nella realtà, è un'espressione di quella realtà stessa, anzi forse l'espressione più radicalmente critica di quella realtà. Quindi la ricerca della forma conduce Kafka a individuare come suo strumento eminente di ricerca la maschera, ovvero l'immagine letteraria che a priori non corrisponde né alla realtà né a alcunché di noto che la realtà possa presentare. Spero fin qui di essere stato abbastanza chiaro. Queste sono solo le premesse. In che modo questi ibridi e queste maschere dicono qualcosa della realtà? Dicono qualcosa della realtà proprio perché non sono la realtà. C'è una famosa lettera
del 1900, no, non è famosa, però è un'importante lettera del 1904, quando Kafka ha 21 anni, diciamo, è poco più che un ragazzino, ma un ragazzino di genio, in cui Kafka racconta all'amico Oscar Pollack che ha appena finito di leggere i pensieri di Marco Aurelio e dice: ma sono cose meravigliose, cioè appena hai letto 2 pagine di Marco Aurelio ti senti meglio. Ciò nonostante che tu legga per pagine e pagine e pagine un imperatore che non fa altro che dire: sì, bravo imperatore, resta calmo, si fermo nelle avversità, conduci bene la tua vita e così via. Dice, non solo non fa altro che ripeterlo, ma è pure incredibile perché nessuno può essere veramente così. E poi da questa descrizione dei pensieri di Marco Aurelio, che sembra una devastazione dei pensieri di Marco Aurelio, dice ehm, coprirsi di parole è meraviglioso, ma rappresentare con le parole il sogno che si coltiva è ancora meglio. C'è già tutto Kafka in questa lettera, cioè voi immaginate di poter attraverso la letteratura esprimere la realtà di qualcosa che la realtà in nessun modo vi permetterebbe di avere di fronte a voi. Quindi immaginate di potervi descrivere come la realtà non vi rappresenterà mai, come la realtà non vi permetterà mai di essere. Giustamente, quando legge Marco Aurelio, Kafka dice il sogno che in cuor nostro coltiviamo, essere il sogno che in cuor nostro coltiviamo. Passa un mese, legge i diari di Hebel. I diari di Hebel sono una cosa, a parte, diciamo, per certi versi anche esilaranti, perché sono così negativi, cioè, così pessimisti, così nichilisti, che uno oggi come oggi quasi si diverte. Tra l'altro hanno l'inizio più bello del mondo, comincia a scriverli a 30 anni e dice scrivo questi diari non perché siano pubblicati, ma in realtà, visto che io sono io e quindi qualcuno prima o poi si interesserà a quello che scrivo, li scrivo perché la gente li legga, quindi già cominciamo male. E comunque, dopo questo incipit così ottimistico, sono un profluvio di catastrofi. Kafka lo legge e scrive un'altra frase memorabile dentro a una lettera sempre diretta a Oscar Pollack che dice: se la letteratura non ti sveglia come un pugno in testa, non serve a niente. Mettete insieme le due cose. La letteratura ti può rappresentare come il sogno che dentro di te stesso coltivi. Ma se la letteratura non ti sveglia come un pugno in testa, non serve a niente. Quindi quel sogno di te stesso che la letteratura è in grado di rappresentare, se vuole interessare, deve svegliarti come un pugno in testa. Il sogno di te stesso diventa l'incubo di te stesso. E già avete Kafka. Quando sapete tutti i giochetti che Kafka fa col suo nome, no? Gregor Samsa in realtà è una metamorfosi del nome Kafka perché contiene lo stesso numero di consonanti e le stesse vocali. La stessa cosa vale per Bendeman. per Bendeman naturalmente e così via. Cioè ci sono tutta una serie di metamorfosi del nome Kafka. Kafka significa in ceco, chiedo conforto a Ranocchi, ma significa cornacchia e la letteratura kafkiana trabocca di cornacchie. Tra l'altro la cornacchia proprio per questo era l'insegna, diciamo era il logo della ditta paterna. Quindi insomma tutte queste cose fanno sì che di Cornacchia abbondi la narrativa kafkiana e che dunque il nome di Kafka si trasformi infinitamente dentro la sua letteratura, sia sempre una specie di Kafka il protagonista, sapete, Joseph K. e così via, eh, è sempre una specie di Kafka, quello che agisce nella narrativa kafkiana, ma non lo è radicalmente trasformato proprio da quella cosa che è il sogno di se stesso trasformato nell'incubo di se stesso. E con ciò siamo andati un passo avanti. La letteratura può rappresentare, diciamo, può separarsi felicemente dalla realtà senza nutrire nessuna nostalgia per la realtà, senza voler in nessun modo scavare più profondamente nella realtà, perché ha un oggetto ben più importante da rappresentare, che è il contrario della realtà, e nel contrario della realtà c'è ben più verità che non nella rappresentazione del reale. Allora,
Detto questo, è lecito a questo punto chiedersi in che modo Kafka procede nella costruzione delle sue immagini, cioè di queste immagini che devono essere l'incubo di un sé o la rappresentazione più irrealistica possibile e allo stesso tempo più vera possibile di un io che si sogna come il proprio incubo. Ebbene, se leggete gran parte della critica kafkiana fino ad oggi, perché è difficilissimo non farlo, cioè non è che io sto adesso dicendo la critica kafkiana è da buttare, adesso arrivo io e ve la spiego meglio. No, è difficilissimo non interpretare Kafka così. Kafka tu lo leggi soltanto a base di metafore e di allegorie, cioè soltanto trasformando quello che è il contenuto apparente di una narrazione in una narrazione allegorica puoi arrivare a capire i romanzi o i racconti di Kafka. Giustamente, ricordiamo ancora Kundera, non è così, non è in questo modo che si può leggere Kafka, e Kafka lo dice apertamente fin da una delle prime cose che scrive, che è tra l'altro quello che leggete alle mie spalle, cioè l'inizio del romanzo Il Disperso, che rappresenta l'arrivo di Karl Osman a New York. Quando Karl Osman, un sedicenne che i suoi poveri genitori avevano mandato in America perché una serva lo aveva sedotto e aveva avuto un bambino da lui, entrò nel porto di New York, dalla nave che aveva rallentato scorse la Statua della Libertà già da tempo avvistata. Come immersa in una luce improvvisamente ravvivata, il braccio che portava la spada pareva si fosse rialzato in quel momento e attorno alla sua figura alitavano le libere aure. Ovviamente questa è una falsa allegoria. La Statua della Libertà non impugna una spada, ma impugna una fiaccola, e non solo. Della Statua della Libertà, benché sia in piena luce, benché sia osservata da lontano, Karl Osman vede soltanto un braccio, vede il braccio che dimostra la falsità dell'allegoria. Impugna una spada. Quella statua non è la libertà, è la falsità della rappresentazione allegorica. Questo per Kafka è fondamentale. Laddove Kafka volutamente inserisce allegorie nella sua narrazione, sono sempre allegorie false. Passano un paio d'anni, Kafka scrive, comincia, cioè, insomma, lascia incompiuto il romanzo del processo. A un certo punto del processo Kafka va a trovare il pittore Titorelli ha dietro di sé il quadro di un giudice che all'inizio Joseph K. non riesce a distinguere chiaramente. Soprattutto riesce a vedere che cosa c'è sullo schienale di questa sedia in cui il giudice è rappresentato come una specie di Mosè, e già questo insomma, la dice lunga sull'intento anche ironico di Kafka, perché è un giudice mediocre che però si è fatto ritrarre come un Mosè intento nel gesto, nella posa del Mosè michelangiolesco. Dietro le spalle ha sullo schienale una cosa che Joseph K. non riconosce, dice ma sembra un'allegoria, ma non riesco a vedere che allegoria è. Dice Titorelli, ma questa è un'allegoria della giustizia. E Joseph K. obietta, ma sta giustizia corre. Se la giustizia corre, i piatti che tiene in mano sono sbilanciati, quindi quell'equilibrio che la giustizia richiederebbe non può averli. E Titorelli spiega, sì, sì, no, ma è vero, in realtà io ho voluto rappresentare in una sola allegoria la giustizia e una nike, cioè una vittoria. Quindi diciamo una vittoria della giustizia, dice non vede le ali ai piedi come la Nike, dice Joseph Cassi, in effetti comincio a vedere perché riconosco gli occhi bendati della giustizia, sì sì, le ali ai piedi della Nike, ma le Nike non hanno le ali ai piedi, le ali ce l'hanno sulla schiena, e ancora di più la giustizia non può avere gli occhi bendati perché quella è la fortuna, la giustizia dovrebbe averli bene aperti. Quindi quando Kafka inserisce delle allegorie nella sua opera, dichiara apertamente che la sua opera non va intesa in senso allegorico. Poi l'ha detto e scritto 1000 volte in 1000 modi diversi, ma nessuno gli ha dato retta, quindi noi continuiamo a leggerlo. Ed è vero, devo dire che io stesso, nello sforzo di essere quanto più aderente al testo possibile, però diciamo ho scritto una cosetta su questo e mi sono accorto che inesorabilmente Kafka ti porta a pensare che una certa immagine si porti dietro
un'allegoria. Vi faccio vedere questo. Questo è un pezzo del primo racconto del medico di campagna, si chiama Il nuovo avvocato. Nel nuovo avvocato, ibridi, il cavallo da guerra di Alessandro il Macedone, Bucefalo, si è trasformato in un avvocato e insomma ha chiesto di poter accedere come si chiama? No, alla corte degli avvocati, insomma, quello che Kafka chiama il barreau nel racconto, e il racconto una pagina e mezza, va avanti in maniera semi-ironica fino a che piano piano non prende una piega molto seria. Kafka è bello e si può leggere, perché in effetti sto qui che tento di spiegarvi una cosa che ci vuole poco a leggere. Abbiamo un nuovo avvocato, il dottor Bucephalus. Non molto nel suo aspetto ricorda i tempi in cui era ancora il cavallo da guerra di Alessandro il Macedone, tuttavia che a confidenza con le circostanze nota qualcosa. Di recente sulla scalinata ho visto addirittura un semplicissimo usciere giudiziario fissare stupito l'avvocato con sguardo esperto da piccolo frequentatore abituale delle corse, mentre questi saliva un gradino dopo l'altro levando alte le cosce con passi che risuonavano sul marmo. In linea di massima il barreau approva l'assunzione di Bucephalus. Con sorprendente larghezza di vedute dice a se stesso che nel presente ordine sociale Bucephalus è in una situazione difficile e per questo, oltre che per la sua importanza nella storia universale, merita almeno indulgenza. E fino a qui è ironico, si capisce. Oggi chi mai può negarlo? Un grande Alessandro non c'è, questa è la condizione difficile di Bucephalus. In verità molti sanno uccidere e neppure manca l'abilità di colpire con la lancia l'amico di là dal tavolo del banchetto, e per tanti la Macedonia è troppo angusta, ragion per cui maledicono Filippo, il padre, ma nessuno è capace di guidarci fino in India. Già allora le porte dell'India erano irraggiungibili, ma la spada del re insegnava la direzione. Oggi le porte sono state spostate in tutt'altro luogo, e più lontano e più in alto. Nessuno indica la direzione, molti impugnano spade, ma solo per agitarle a caso, e lo sguardo che voglia seguirle si confonde. Per questo la miglior cosa è forse davvero immergersi nei codici come ha fatto Bucephalus, libero, i fianchi non oppressi dai lombi del cavaliere, con una silenziosa lampada accanto, lontano dal frastuono della battaglia di Alessandro, e gli legge e sfoglia le pagine dei nostri vecchi libri. Allora, quando si parla dell'India, qui vedete un'altra traduzione alle mie spalle, ma insomma, quando si parla dell'India, uno istintivamente dice sì, vabbè, ma questa India verso cui si vuole arrivare, e ha ragione di pensarlo se sa cosa c'è dietro. Vabbè, è il luogo dove c'è la verità, dove c'è la rivelazione del destino del mondo. Alessandro, secondo il romanzo di Alessandro, percorre tutto il mondo, arriva fino all'India meridionale perché cerca quella fonte della vita che è poi il luogo dove ritiene di poter avere la rivelazione della verità delle cose. Non ci arriverà mai. E voi istintivamente, se conoscete la fonte, quell'India la leggete come la verità. E anch'io, quando ho scritto qualcosa su questo racconto, ho rischiato di dire la verità. Mi sono reso conto che stavo per dire una grossissima boiata, perché stavo interpretando allegoricamente un'immagine che invece è proprio l'India, un punto d'arrivo. Un puro e semplice punto d'arrivo del desiderio, il puro e semplice punto d'arrivo della volontà di Alessandro Magno. Dico tutto questo perché quando Kafka scrive, rifugge in ogni modo dalla volontà di essere letto allegoricamente, eppure spinge il racconto fino ai limiti dell'allegoria, fino ai limiti della metafora. E lo fa perché l'immagine di per sé, come la narrazione deve separarsi dal reale, come la letteratura deve scindersi dalla realtà, la rappresentazione deve volutamente toccare quel confine della metafora e dell'allegoria per riproporsi unicamente per ciò che è, l'immagine di se stessa. Non bisogna mai, quando si legge Kafka, andare oltre quello che dice. Mai, proprio mai. Facevo prima l'esempio della metamorfosi e ho fatto prima ricorso all'esempio fornito dalle due lettere giovanili. L'ibrido costituito da Gregor Samsa, che è un insetto e vive la sua vita di insetto felicemente, Gregor Samsa vive felicemente la sua vita di insetto, vive infelicemente la sua vita di uomo, non più uomo.
quell'esempio là è l'esempio dell'incubo di se stesso che la letteratura può rappresentare. È l'esempio di un'immagine che tocca il limite dell'allegoria, ma che poi si propone di essere solo e unicamente ciò che dice di essere. Solo e unicamente la combinazione impossibile di due realtà che si uniscono soltanto sulla pagina letteraria e non potrebbero mai ritrovarsi allo stesso modo, così presente. Quindi è fondamentale che le immagini di Kafka vengano messe al centro dell'attenzione e quando si legge Kafka sono loro il vero filo conduttore della nostra lettura. Questo lo diceva già Walter Benjamin, il quale sosteneva che in realtà per leggere Kafka bisogna, o si entra realmente nel mondo di Kafka soltanto quando si segue il filo dei suoi motivi. Questi motivi sono per lo più definiti da immagini. Non sempre, in realtà Kafka sa fare un uso straordinario di motivi conduttori ridotti praticamente a nulla. Per esempio il punto e virgola in certe situazioni ha una valenza espressiva straordinaria, ma non credo di fare in tempo a farvelo vedere. Però affinché questi motivi posseggano una loro coerenza intrinseca, una loro riconoscibilità e una loro, come dire, possibilità di essere seguiti nello sviluppo di un'opera o di più opere. Faccio sempre l'esempio della Metamorfosi. In realtà l'insetto Gregor Samsa non appare per la prima volta nell'opera di Kafka. Nel 1906 Kafka abbozza un racconto che ha sempre chiamato Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande, cioè preparativi di nozze in campagna. È in realtà un racconto sperimentale molto interessante perché sperimenta proprio con gli strumenti del modernismo, col monologo interiore, con la rappresentazione in presa diretta e tutta un'altra serie di micro narrazioni che si succedono l'una all'altra, e poi a un certo punto il protagonista, Stoichwart Raban, che ad andare in campagna proprio non c'ha voglia, dove tra l'altro lo aspetta sta fidanzata che forse non vuole sposare, eccetera, eccetera, passa davanti, o immagina di passare davanti alla porta della sua stanza e si vede avvoltolato nelle coperte come un grande insetto. Passano 6 anni e quell'insetto diventa un vero insetto. Gregor Samsa, a dimostrazione che la fonte dell'incubo di se stesso che Kafka rappresenta nella letteratura è pur sempre un'immagine di sé, un sogno di sé, un desiderio di essere che semplicemente motivicamente si è come dire, riprodotto nel corso di due opere distanti nel tempo. Vabbè, dicevo. Questo ci dice che in Kafka la dimensione dell'immagine è molto importante e, diciamo, facendo questo piccolo affaretto, cioè questa edizione della più importante raccolta di racconti pubblicata da Kafka in vita, cioè Un medico di campagna, uno nota quando legge che a un certo punto cominciano ad abbondare i racconti esotici. Perché i racconti esotici? Ci sono alcuni racconti sciacalli e arabi, due racconti cinesi, perché noi sappiamo che derivano da un grosso frammento narrativo che, tra l'altro, a mio parere, è il capolavoro di Kafka, che si chiama Durante la costruzione della muraglia cinese. C'è, diciamo, la storia della scimmia Rotpeta, che è la protagonista di una relazione per un'accademia che è, diciamo, viene da un posto esotico e misterioso che è la Costa d'Oro, e così via. Ma da dove ha preso tutte queste idee, queste immagini Kafka? La cosa è interessante, ve la racconto perché è divertente. Kafka, quando scrive Un medico di campagna, è proprio in quel felicissimo, brevissimo periodo tra il novembre del 1916 e l'aprile del 1917, in cui ha a disposizione quella che oggi, se andate a Praga, è mostrata a tutti come la casa, o diciamo così, lo studio di Franz Kafka, che è la stanzetta della Alchemistengasse, come si dice in ceco, occhi? Jataulička, bravo, non mi ricordavo più. Ci siamo. Che è 12 metri quadri, 14 metri quadri, che in realtà appartenevano alla sorella che se l'era presa in affitto perché la voleva usare
c'era la guerra, il fidanzato era in guerra e quando il fidanzato tornava dalla guerra voleva usarlo come luogo per incontrarlo. Poi che questo dalla guerra non tornava facilmente, dice al fratello, vabbè, se vuoi andarci a scrivere vai tu. Scomodissimo, un inverno terribile, la temperatura è quasi sempre 20 gradi sotto zero, Kafka per andarci e fare tutti i giri che deve fare, perché lui esce dalla casa dei genitori la mattina, no, esce da casa sua la mattina, va a lavorare, dal lavoro va in questo studio che sta ai piedi del castello, da questo studio va a mangiare a casa dei genitori e poi se ne torna a casa sua, deve fare circa 10 km ogni giorno. Nella Praga di oggi, nella Praga allora forse qualcosa di più, perché so che a un certo punto dice ho trovato un percorso che mi accorcia la strada di 10 minuti, quindi evidentemente era ancora di più. Comunque in questo periodo Kafka scrive questi racconti e naturalmente chi studia Kafka lo sa, cambia i suoi strumenti di scrittura. Di solito scriveva su quaderni in quarto, cioè più o meno quelli, il quadblock, diciamo, quella è la dimensione del quaderno in quarto. Adesso comincia a scrivere su quaderni in ottavo, più piccoli, il quaderno normale, perché si porta più facilmente. Si porta più facilmente nella borsa, non c'è spazio nella casa in cui scrive, quindi non ha molta, diciamo, molta possibilità né di portare i pesi, né di stipare i manoscritti, né di collocarli da qualche parte nella casa di Otla. Se non può portarsi dietro molti quaderni, molto probabilmente non può portarsi dietro neanche molti libri. Quindi tutto questo esotismo che ha fatto sognare i ricercatori kafkiani fonti incredibili, quantità di libri straordinari e cose pazzesche, non convince, doveva stare in qualche posto concentrato. E questo qualche posto concentrato, insomma, l'abbiamo trovato. Sì, insomma, io mi sono messo a cercarlo. A un certo punto, questa la racconto perché può essere utile per capire come lavorare con le fonti kafkiane. Eh, ehm, in un elenco di libri, questo libro, che è la fonte di cui sto parlando, non lo troverete nella residua biblioteca di Kafka, non è una lettura nota, però dentro gli elenchi di lettura che Kafka aveva richiesto ai parenti, scrive che vuole dei cosiddetti Grünesbändchen, che sono una specie di Reader Digest dell'epoca, cioè sono piccoli volumetti in cui sono contenuti capitoli di opere più grandi e dice questa è di grosse Reiseleiteratur, la grande letteratura di viaggio. Questa grande letteratura di viaggio in realtà non è proprio così, perché questi Grüne Bändchen contengono anche saggi storici, contengono altre cose. C'è solo un viaggiatore che è rappresentato 2 volte nei 30 numeri circa che sono apparsi all'epoca in cui Kafka richiede la serie completa di questi Grüne Bändchen, e questo viaggiatore è proprio Sven Hedin, che è un grande esploratore svedese, grande esploratore soprattutto dell'Africa, ma soprattutto dell'Asia, grande esploratore, il primo che ha la visione completa dell'Himalaya e stabilisce che è una catena continua. Quindi diciamo un nome importante dell'esplorazione di inizio secolo, grande narratore tra l'altro, e dentro questo libro, insomma, mi sono messo a cercare un po' fra i suoi libri, e dentro questo libro compaiono alcune immagini, compaiono per esempio alcuni cammelli. I cammelli, che qui vedete in varie posizioni, compaiono in Kafka 3 volte. Compaiono in Kafka 2 volte come similitudini. Una prima volta nel racconto pubblicato ma non inserito poi alla fine, pur essendo previsto nella raccolta Un medico di campagna, che si chiama Il Cavaliere sul Secchio, Der Kübelreiter, in cui Kafka scrive: il mio secchio, o fa dire al suo personaggio che è un fantasma, il mio secchio si solleva da terra con l'eleganza di un cammello che si alzi. In un altro racconto, questo invece è decisivo perché è il racconto che dà il titolo alla raccolta Un medico di campagna, cioè il racconto Un medico di campagna, 2 misteriosi cavalli che escono fuori da una porcilaia, escono fuori, scrive Kafka, sollevando le loro teste come cammelli. Poi
subito dopo Kafka scrive il racconto Sciacalli Arabi, e in Sciacalli Arabi il cammello ha una funzione importante. Come? Perché praticamente apre e chiude la raccolta, cioè all'inizio si parla di un arabo che passa davanti al protagonista e che va ad accudire i cammelli, e poi alla fine un cammello viene dato in pasto agli sciacalli, diciamo, il cammello morto viene dato in pasto agli sciacalli che si avventano su di lui. Dove li aveva trovati Kafka sti cammelli? Evidentemente in queste foto, e non basterebbe questo se non fosse che dentro a questo libro di foto importanti o di disegni importanti per la fantasia kafkiana ce ne sono altri. Qui adesso non vi sto a spiegare tutte queste cose qui. Titoli sono importanti, ma ci sono altre immagini, come per esempio un'immagine della muraglia cinese e diciamo, il grande complesso durante la costruzione della muraglia cinese, da cui derivano due racconti della raccolta, ha probabilmente in questa immagine, sempre nello stesso libro, un suo importante punto di partenza, così come la scimmia Rotpeta, su cui anche si sono immaginate innumerevoli letture kafkiane. In realtà è molto semplice, perché sempre dentro questo libro c'è un capitolo, non so se l'ho anche digitalizzato o no, che si chiama Die Berliner Schimpansin. Rothpeter è un scimpanzé, e di questa scimpanzé berlinese si dice che è quasi umana, che addirittura manifesta la volontà di trasformarsi in uomo già nella stretta di mano, nel modo in cui accarezza i capelli, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, questa e molte altre cose che potete trovare dentro a questo libro danno la chiara sensazione di come Kafka lavorava, cioè lavorava partendo dalle immagini, elaborandole in una serie di stati diversi che prima erano per lo più costituiti da similitudini e poi si trasformavano in vere e proprie, diciamo, nei fondamenti di una narrazione. Il caso più importante è certamente durante la costruzione della muraglia cinese. Dentro il libro ci sono altre forme, altre diciamo, elaborazioni della Cina, che poi trapassano nei racconti kafkiani, e questo ci dice, nel contesto di quanto mi sono un po' allargato, ma adesso torno a quello che dicevo prima, nel contesto di una narrativa non allegorica e non metaforica, quello che conta è la costituzione dell'immagine e quello che quell'immagine può dare al tentativo di dare forma a quel sogno di sé o al sogno di una realtà che deve scioccare per la sua evidenza antilogica. E perché antilogica? Perché questa è la cosa più interessante. Devo dire una cosa per esperti, cioè due dei più importanti lavori kafkiani dell'ultimo mezzo secolo si sono proprio concentrati sulla logica e sulla retorica kafkiana. Il primo, forse anche il più importante, diciamo, quello matrice, è un saggio di Gerhard Neumann che si intitola Franz Kafka und das Gleitende Paradox, cioè il paradosso in movimento, il paradosso scivoloso. Io dico scivoloso, sì, ma Elisabeth mi ha contestato, no, il movimento si muove, vabbè, il paradosso si muove, cioè un paradosso che non si chiude mai. In Kafka la immagine è spesso diciamo, lo strumento mediante cui si innesca un paradosso che non si può mai chiudere. Per esempio, quando Kafka dice una gabbia andò a cercare il suo uccello. Non potete risolvere questo paradosso come risolvereste altri paradossi, diciamo, subordinabili a una logica ordinaria, perché anche se capovolgete l'ordine dei fattori, non ha più senso una gabbia che va a cercare il suo uccello di quanto un uccello che vada a cercare la sua gabbia. Non sta insieme. E altri esempi si potrebbero fare. Quasi 40 anni dopo Neumann, un suo allievo, Mattias Mayer, ha invece spiegato che in Kafka è costitutivo anche il fatto che in un'immagine sia inserito, sia intrinseco un elemento litotico, cioè una sorta di doppia negazione che renda questa immagine non scardinabile dal punto di vista dell'unità, ma allo stesso tempo non funzioni come una vera e propria doppia negazione. Cioè noi siamo abituati a pensare che una doppia negazione o ribadisce la negazione o la risolve in una realtà positiva. In realtà in Kafka le doppie negazioni
aprono una sorta di campo di indeterminazione in cui si inserisce la possibilità del racconto. Cioè, se uno dice, questo è abbastanza divertente, il racconto del nuotatore, no? Io so nuotare come tutti i miei amici, ma siccome ho una memoria migliore dei miei amici, ricordo il tempo in cui non sapevo nuotare e quindi non so nuotare. Quindi quando nuoto, in realtà non nuoto perché ricordo il fatto di non saper nuotare. Ecco, se andate dentro a queste doppie negazioni, vi rendete conto che non sono risolvibili, che è una, diciamo, è un innesco per un campo di tensione che è poi quello che rende possibile l'inserirsi della narrazione in questa tensione. Io la vedo un po' diversamente, cioè io penso che è tutto giusto. Certamente in Kafka, diciamo, la narrazione dà luogo a degli irrisolvibili paradossi. È vero che la struttura litotica è importante per Kafka, pensate proprio alla metamorfosi, tanto per dirne uno. Però c'è una struttura che è una struttura che dobbiamo chiamare francamente antinomica e che ha il suo esempio base in un racconto di cui temo di non avere qui il... no. Vabbè, un racconto che si chiama Gli alberi, è un raccontino, in realtà è un pezzettino di Boime, sì, che è un pezzettino di un racconto molto più grande in compiuto che si chiama Descrizione della battaglia, che Kafka estrapola, pubblica separatamente dentro la sua prima raccolta di racconti e che dice così, sempre Kafka, sempre comodo perché è breve, perché siamo come tronchi nella neve. In apparenza appoggiano appena in superficie e con una piccola scossa si dovrebbe poterli spingere via. No, non si può, sono saldamente congiunti al terreno, ma guarda, anche questa è solo un'apparenza. Ora, non c'è quasi bisogno di commentare, cioè è evidente che Kafka qui crea un cortocircuito che elude qualsiasi soluzione possibile di questa immagine. Gli alberi sembrano poggiati al terreno, no, sono solitamente poggiati, no, anche questo è solo illusorio. Naturalmente, attraverso il duplice dubbio, voi potrete dire che Kafka rende come nessun altro l'idea di precarietà o di ciò, della precarietà di ciò che è stabile o sembra stabile, eccetera. Ma in realtà il gioco di contraddizioni è tale che alla fine questo meccanismo quasi alla Escher nega anche la possibilità stessa della similitudine, cioè quella similitudine che appare così evidente, e Kafka fa il gesto retorico di cominciare come una spiegazione, den, perché siamo come alberi nella neve, poi invece questo perché viene man mano decostruito e contraddetto. Un altro esempio ancora più famoso, anzi forse il più famoso esempio che si possa fare per Kafka è la saga Davanti alla legge, che nel processo il cappellano delle carceri narra a Joseph K. Si è detto una saga talmudica, eccetera, eccetera, però secondo me questa saga, spero ve la ricordiate, che è quella in cui l'uomo di campagna arriva davanti alla legge c'è un guardiano, il guardiano lo fa entrare, quando l'uomo di campagna, atteso tutta la vita, muore, il guardiano richiude la porta e dice, insomma, qua non passava nessuno perché non richiudi la porta. Dice, pure tutti dovrebbero voler andare verso la legge, lui dice, no, no, questa era la porta tua, io adesso la chiudo, tanto tu muori. Ecco, questa famosissima saga non parabola, perché parabola se lo sono inventato dopo, è una saga. Questa saga mette in contrapposizione due figure cioè Joseph K. e il cappellano delle carceri, che cominciano a tentare una spiegazione senza in realtà arrivare a nessun punto di incontro. E credo che questo sia l'esempio migliore del fatto che la scrittura kafkiana tende, direi spasmodicamente, non solo alla realizzazione di paradossi scivolosi e di litoti, ma in generale al realizzare figure narrative che provocano una sorta di doppia dubitazione, proprio come negli alberi, no? Sono appoggiati, no, sono saldamente, no, forse è apparenza anche che siano saldamente collegati.
in base a una logica che, se la volessimo formalizzare, si dovrebbe definire A non è non A, ma non è neppure A. Questa è la logica di base della narrazione kafkiana, è la logica di base dell'incubo kafkiano, e quindi è la logica di base di una realtà esclusivamente letteraria che è radicalmente scissa da qualsiasi realtà o da qualsiasi nostra concezione della realtà, la quale invece evidentemente procede secondo la logica aristotelica in base al principio di non contraddizione. In Kafka la contraddizione invece è rilevante, ed è proprio in quanto insolubile il radicamento di ciò che costituisce il dubbio intorno al suo oggetto. Perché il dubbio? Perché non dimenticate che l'atteggiamento modernistico kafkiano, e io direi quasi radicalmente illuministico, è quello di mettere in dubbio qualsiasi realtà, di sottoporla a una critica totale, la quale non lascia in piedi nulla della struttura che noi solitamente tendiamo a riconoscere dentro una determinata forma, immagine, realtà o azione che voi vogliate. Ve lo dimostra anche, per esempio, il trattamento che fa Kafka del mito. Elias Canetti scrive una volta che in uno dei suoi appunti dice: io ho capito che cosa fa Kafka con le saghe ebraiche, non le interpreta, le continua. La stessa cosa vale per i miti. Kafka continua i miti, non li racconta, non li spiega, non li sviluppa, li continua. Per esempio, famosissimo è il racconto di Ulisse e le Sirene, che a un certo passaggio dice così: per difendersi dalle sirene, Odisseo si riempì gli orecchi di cera e si fece incatenare all'albero maestro. Naturalmente tutti i viaggiatori da sempre avrebbero potuto fare lo stesso, tranne quelli che le sirene ammaliavano già da lontano, ma in tutto il mondo si sapeva che un tale espediente era assolutamente inutile. Quindi, se l'Odissea ci racconta dell'utilità e dell'astuzia dell'espediente di Odisseo, Kafka dice: sì, vabbè, in realtà tutti lo sapevano, non serviva a niente, no? Il canto delle sirene penetrava tutto, figurarsi la cera, ma a questo Odisseo non pensava, sebbene ne avesse forse sentito parlare. Ora però le sirene hanno un'arma ancora più terribile del canto, ed è il loro silenzio. È forse pensabile, sebbene non sia mai successo, che qualcuno possa salvarsi dal loro canto, sicuramente non dal loro ammutolire. Non sto a interpretare, è chiaro però quello che fa Kafka, non con un'immagine in questo caso, non con una forma, non con una fonte, ma con un mito. Questo mito viene decostruito, continuato e portato al paradosso. Per cui il mito che noi conosciamo dalla nostra cultura omerica percorre tutta una strada per cui alla fine si trasforma nel proprio contrario ed entra in una contraddizione insolubile con quello di partenza. È la stessa cosa del noi scaviamo il pozzo di Babele. Chiaro? Cioè, se noi gli facciamo percorrere una strada, diciamo, che attraversa la logica consueta per arrivare a una logica inconsueta, quel mito entra in contraddizione con se stesso, e quindi ritorniamo dentro quella forma logica che ho cercato di descrivere prima come A non è non A, ma non è neanche A. Quanto devo parlare? 5 minuti? Ancora? Sì. Ah, no, io per me ho finito pure adesso, eh? Sì. Sì, 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 sì. Allora, I tecnici fa vero. adesso, aspetta, adesso vedo di arrivare a un punto finale. Un medico di campagna. Ho scelto questa raccolta di racconti perché pone in modo molto evidente un tema che è forse il tema centrale di tutto il modernismo, e lo è in tutte le sue declinazioni, cioè il tema del tempo. Il tema del tempo è evidentemente un tema centrale perché all'inizio del Novecento, come tutti sapete, nessuno vede più il tempo come una realtà certa e, diciamo così, in qualche modo
appunto come quella forma a priori attraverso cui noi guardiamo tutta la realtà. Nessuno la legge più in modo kantiano. Kafka alle sue spalle studi brentaniani, quindi studi psicologici, cioè diciamo una psicologia che tende a problematizzare psicologicamente la realtà di quelle che Kant riteneva forme a priori inamovibili. E infatti Brentano disprezzava Kant perché lo riteneva diciamo, come dire, un filosofo mediocre proprio perché credeva a quello che credono tutti. Diceva in realtà il tempo è cosa più complessa. Kafka alle sue spalle Brentano, Proust alle sue spalle Bergson, Joyce alle sue spalle tutto quello che volete voi. Per tutti costoro il Bergson. tempo Bergson. Bergson pure lui, sì, ma non soltanto Bergson naturalmente, perché vabbè, sarebbe lungo il discorso su Joyce, insomma adesso Joyce c'è delle strutture musicali in cui il tempo naturalmente è una specie di eterno ritorno, per cui diciamo ci sono dei ritornelli, no? E delle immagini che appaiono una volta, poi riappaiono e diventano una specie di infinito chiuso in se stesso. Il tempo, perché il tempo è così essenziale? Perché è per i modernisti la dimostrazione del fatto che letteratura in realtà sono due dimensioni estranee l'una all'altro che si inseguono ma non si possono incontrare. È in qualche modo la dimostrazione quintessenziale del fatto che la letteratura può solo coltivare la nostalgia della realtà e della sua capacità di rappresentarla, ma non può più rappresentarla, e che la realtà stessa non si lascia rappresentare né dalla letteratura né da qualsiasi altro strumento che sia artistico, letterario o d'altro genere. Quindi il tempo è un terreno di confronto. Tanto più è un terreno di confronto in un contesto come quello della guerra, sono gli anni in cui Kafka scrive questi racconti, 16-17, quello della guerra in cui il tempo sembra, come dire, prossimo alla sua risoluzione finale. E adesso sarebbe un po' lungo spiegare questo, però diciamo, per esempio, la scrittura degli espressionisti è stracolma di immagini apocalittiche. No? Ci sono, le conoscete, ci sono vere e proprie rappresentazioni, Stram, Van Oddis, eccetera, eccetera, sono tutte rappresentazioni apocalittiche. Quando Kafka va a leggere per l'unica volta in vita sua un suo racconto a Monaco, va alla Galleria Goltz. La Galleria Goltz è quella che espone gli artisti, ha anche promosso l'arte degli artisti della Blauer Reiter, quindi Mark, eccetera, eccetera. C'è lì, questo diciamo almeno io sono abbastanza convinto che ci sia lì esposto il primo numero della rivista da Blauer Reiter, che comincia con un bel testo sull'Apocalisse, perché l'Apocalisse è sulla bocca di tutti, c'è la guerra, il mondo sembra finire, stanno finendo gli imperi, sta finendo tutto. Kafka naturalmente vede questa cosa in modo del tutto diverso. Vede la questione del tempo subspecie apocalittica e dice: ma non è oggi che il tempo finisce, il tempo, come dire, è costantemente finito. Dunque noi viviamo una realtà in cui ci illudiamo che ci siano la storia, lo spazio, il movimento, tutto ciò che noi possiamo ordinare all'interno della realtà, ma in verità noi viviamo già da moltissimo tempo in una realtà apocalittica, in un tempo apocalittico. Kundera, senza fare tutte queste cose che sto facendo io, dice Kafka, descrive la storia dopo la fine della storia, e secondo me è la formula migliore che si possa usare per descrivere ciò che Kafka fa, e dunque immagina Kafka che il tempo che noi viviamo sia un tempo effettivamente apocalittico, ovvero sia un tempo che non è iscrivibile dentro un ordine cronologico, dentro un ordine di successione, non è neanche, come dire, percorribile e non è neppure rappresentabile. È un tempo contratto perché quando si è alla fine del tempo, se ci si guarda indietro, il tempo è, come dire, schiacciato su una dimensione soltanto. Quindi tutto è compresente e voi capite perché il cavallo di Alessandro può riapparire nel mondo moderno come avvocato, perché una scimmia può ridiventare uomo in un mondo in cui gli uomini ci sono già, ripercorrere, diciamo così, il percorso della nascita dell'uomo quando l'uomo è già esistente, e perché possono apparire
esseri che sono in realtà una specie di rappresentazione dell'uomo del futuro. Pensate a Odradek, che non è un essere vivente, ma si comporta come un essere vivente, un pezzo di legno con un po' di filo addosso, e però corre, parla, ride e scherza. Perché le dimensioni del presente, del passato e del futuro sono schiacciate nella dimensione unica di un tempo che è racchiuso in una dimensione duale. È qui, ora, presente e allo stesso tempo è illimitato. Che si immagina Kafka? Perché poi tutte queste cose che vi ho detto in maniera sparpagliata stanno insieme? Perché l'incubo della realtà è quello di non possedere evidentemente più una storia, è quello di non possedere più dei termini di riferimento, è quello di non possedere più degli ancoraggi a cui noi possiamo appigliare la lettura della realtà stessa. L'incubo del tempo è di non esistere più. Il nostro incubo è di vivere in un tempo che ci illudiamo che esista e che invece in realtà non esiste, quindi di ritrovarci in una realtà che è appunto già apocalittica, cioè già un'età finale. Vi risparmio tutte le dimostrazioni del fatto che questo Kafka c'ha in testa. Vi dico solo una cosa carina, che è quello che ha a che fare con le rappresentazioni degli animali e degli ibridi che abbondano nella narrazione. Anzi, si potrebbe dire che tutta questa serie di racconti di cui si discute da decenni, se sia un ciclo di racconti o una raccolta di racconti sparpagliati, tant'è che il problema è così apparentemente insolubile che tutti hanno analizzato i racconti separatamente uno dagli altri senza rendersi conto che il nesso degli uni con gli altri è molto importante. In tutti questi racconti compaiono degli ibridi. Passo rapidamente in rassegna: Bucephalus, che è diventato il nuovo avvocato, il medico di campagna che diciamo così fa dipendere il suo movimento da cavalli, una cavallerizza in un circo che è tutt'uno col cavallo che monta, gli sciacalli che parlano come esseri umani e che hanno aspettative anche se apocalittiche come esseri umani. Va avanti, insomma. Poi ci sono gli 11 figli del racconto 11 figli, che sono in realtà, come molto intelligentemente è stato notato, anche se non si vede, dei volatili, cioè sono uomini con le ali. Poi ci sono gli ingegneri del racconto Una visita nella miniera, anche quello interessante, che sono delle specie di lemuri, e non sto a spiegarvi perché sono dei lemuri, e poi c'è Odradek e così via. Quindi quasi si può dire che tutto ciò che i racconti di questa raccolta raccontano sono rappresentazioni di esseri ibridi. Perché? E perché la raccolta si chiama Un medico di campagna? Perché che cosa succede a questo medico di campagna del racconto? Deve andare da un paziente che sta per morire lontano 10 miglia dal luogo in cui lui si trova. È morto il suo cavallo, deve procurarsi dei cavalli, questi cavalli appaiono magicamente, insieme a questi cavalli appare uno stalliere che insomma fa delle cose su cui, se volete, poi ci intratteniamo. Questi cavalli lo portano magicamente in un attimo, dice proprio così, di fronte alla casa del malato, che però era distante 10 miglia. Insomma, questo medico è sostanzialmente un cretino però guidato anche lui da rappresentazioni apocalittiche. Insomma, quando vede il malato dice: l'ho trovato né caldo né freddo, esattamente come potete leggere nella rivelazione di Giovanni. Insomma, tutte queste cose qua. Alla fine il medico, che ha effettuato una cura che potrebbe essere una cura anch'essa di matrice biblica, non ce ne frega niente. Quello che ci interessa è che a questo punto sente il bisogno di tornare a casa e, nudo perché ha praticato questa cura nudo, salta sulla carrozza guidata dai due cavalli che lo devono riportare, perché dice: così come sono arrivato in un attimo, anche se non mi vesto e fa un freddo terribile, mi riporteranno in un attimo a casa. Invece no, i cavalli cominciano a procedere lentissimamente come dei vecchi in un percorso che, per quanto ne sappiamo noi, può non finire mai. Perché? Allora, se noi vediamo, diciamo, la logica apocalittica, è chiara: se il tempo è schiacciato, l'istante coincide con l'eternità. Ma per chi, almeno nella concezione dell'epoca, l'istante coincide con l'eternità?
Se andate a vedere all'inizio della famosissima seconda inattuale di Nietzsche sulla storia, viene descritta la psicologia dell'animale nei confronti del tempo. Per l'animale, per la vacca che Nietzsche descrive, il tempo è solo l'istante presente, che scrive Nietzsche, in einem Husch da, in einem Husch vorbei, cioè è lì per un attimo ed è subito sparito. Questa immediata sparizione, di cui l'animale non serba memoria, e dice Nietzsche è un essere felice perché non serba memoria, non ha ricordo, questo animale possiede un tempo bidimensionale. Per lui l'istante presente è un attimo e insieme è l'infinito, perché è tutto il tempo che ha. Gli esseri ibridi di Kafka vivono esattamente di questa dualità. Sono ibridi perché sono esseri umani, quindi con l'illusione del tempo, della storia, su questo si potrebbero dire molte belle cose, ma posseggono e riemerge in loro quel sostrato animale che li fa esistere soltanto in un tempo bidimensionale che è poi paradossalmente il tempo di quell'apocalisse che loro credono debba arrivare ed è già arrivata da sempre, perché è una modalità dell'esistenza. Per questo un medico di campagna si chiama così, perché nel racconto Un medico di campagna Kafka ha creduto di aver potuto rappresentare nel modo migliore possibile la realtà del tempo, e perché con questo racconto si è messo all'altezza di tutti coloro che invece magari, adesso, in molte più pagine di lui, hanno rappresentato il declinarsi del tempo in forme inusitate e inimmaginabili.